Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e bentornati alla rubrica La partita della settimana. È la seconda volta che facciamo questa rubrica, siamo partiti con Milan-Juventus della settimana scorsa e oggi parliamo di Roma-Atalanta. Andiamo ad analizzare un Roma-Atalanta del passato. Tra l'altro facevo caso che, non avendo ovviamente io tutte le maglie delle squadre del mondo e neanche italiane, in queste due circostanze ho parlato di Milan-Juventus indossando la maglietta del Milan e parlando di una vittoria della Juventus. Oggi parliamo di Roma-Atalanta, indosso la maglia della Roma e parliamo di una vittoria dell'Atalanta. Perché? Perché parliamo di Roma-Atalanta del 22 dicembre del 1996, Roma-Atalanta 0-2, 14ª giornata. Non ho i ritagli di giornale, il Guerin Sportivo, non so perché non ho il Guerin Sportivo di quella settimana lì, ma vi ho portato il quaderno che io facevo quando seguivo le partite e mi scrivevo i risultati. Non so che cosa si veda, però qualcosa sicuramente si vedrà, e questo è quello che io scrissi di questo Roma-Atalanta 0-2, dove ho il dito qua con anche il radiocronista di tutto il calcio minuto per minuto, che all'epoca, che quel giorno era Antonello Orlando. Vedete, qui ci scrivevo tutti i radiocronisti della giornata ascoltando la radio. Questa era la copertina del quaderno con le figurine di alcuni calciatori e io tutte le domeniche appuntavo in diretta i risultati durante le partite. È una stagione un po' strana per Roma ed Atalanta, quella 96-97. La Roma troverà un vero e proprio disastro con l'ingaggio di Carlos Bianchi, che pure, e ci faremo una puntata poi sull'avventura italiana terribile di Carlos Bianchi, che dai tifosi della Roma oggi viene ancora sbeffeggiato, a volte insultato, perché aveva avallato la cessione di Francesco Totti alla Sampdoria e fu poi evitata da una fantastica prestazione del futuro capitano della Roma in un triangolare amichevole con l'Ajax e il Borussia Mönchengladbach, in cui io ero allo stadio perché la mia scuola calcio dell'epoca, che era affiliata con la Roma, aveva avuto l'invito per partecipare a questo torneo, e mi ricordo che andai a vederlo. Ma Carlos Bianchi, quando arrivò alla Roma, era considerato un po' quello che in Italia era Capello. È un allenatore plurivittorioso, un allenatore che tutta l'Argentina voleva come commissario tecnico della nazionale per risollevare la nazionale argentina, e che invece a Roma si trovò malissimo, in Italia si trovò malissimo, tra l'altro anche con un atteggiamento molto spocchioso. Adesso non vi racconto tutto, perché se ci faccio un video apposta poi mi brucio tutte le cose, però vi dico questo: era molto spocchioso in conferenza stampa, e uno dei suoi più antipatici ritornelli, quando gli muovevano delle critiche durante le conferenze stampa, lui guardava dall'alto in basso l'interlocutore, l'intervistatore, gli diceva: tu quante partite hai giocato, tu in che squadra hai giocato? E giustamente il giornalista diceva: no, io non ho giocato. Allora lui gli rispondeva in maniera un po' strafottente, diceva: allora perché mi chiedi queste cose? Come a dire, io sono un professionista, tu non puoi capire niente di queste cose. Viceversa, l'Atalanta disputa un'ottima stagione con Emiliano Mondonico in panchina. Eccola, adesso vi faccio vedere entrambe le squadre. Questa è l'Atalanta 96-97 e questa è la Roma, tra l'altro con una maglia molto bella, molto apprezzata dai tifosi, e da cui ha tratto ispirazione la maglia attuale della Roma 2024-2025, forse con un rosso un po' più scuro, ma con queste righine sottili. Ma l'Atalanta perché trova fortuna nella stagione 96-97? Perché trova un bomber inaspettato, eccolo qua, un giovane Filippo Inzaghi, arrivato dal Parma, e che è vero che in carriera qualche gol lo aveva fatto. Adesso vi leggo fino all'ora che cosa aveva fatto: 13 gol nell'F, 13 gol nel Verona,
15 nel Piacenza, però parliamo sempre di Serie B e Serie C. Al suo esordio in Serie A, la stagione precedente da rincalzo, 15 partite, 2 gol con il Parma. Nessuno si aspetta che Inzaghi possa segnare tanti gol, forse addirittura che non sia un titolare inamovibile. Trova la stagione della vita, la stagione straordinaria per lui, e sarà capocannoniere della Serie A con 24 gol, una di quelle stagioni in cui si dice che gli attaccanti, come ti sbatte il pallone addosso, finisce dentro, ma effettivamente era così. Inzaghi troverà tantissimi gol, anche ad esempio dei gol su calcio di rigore. Non è mai stato il suo forte tirare dal dischetto, addirittura un gol su punizione a Bologna. Io credo che il 98% dei gol Inzaghi li abbia fatti dentro l'area di rigore, addirittura fece gol su punizione, mi ricordo in un Bologna-Atalanta 3-1. Quel giorno Roma-Atalanta si gioca quasi alla vigilia di Natale, il 22 dicembre, una Roma in grande difficoltà, Atalanta molto libera mentalmente, molto anche un'Atalanta che sta bene dal punto di vista fisico, Atalanta che gioca bene. Nel giro di appena 5 minuti si decide la partita, c'è l'autogol di Lanna alla mezz'ora del primo tempo e 5 minuti dopo arriva il raddoppio proprio di Filippo Inzaghi, tra l'altro con un tiro al volo molto bello, davvero quell'anno gli riesce di tutto, e l'Atalanta vince 2-0. È la 14ª giornata, l'Atalanta chiuderà al 10° posto con 44 punti, la Roma farà molto peggio, arriverà 12ª con 41 punti, non sarà invischiata nella lotta per non retrocedere, ma insomma sarà una stagione veramente da buttare via. Bianchi verrà esonerato in primavera dopo la sconfitta con il Cagliari, arriverà addirittura, tornerà Nils Lidolm, vecchio Nils Lidolm in panchina, coadiuvato da Ezio Sella, ma sarà un finale davvero terribile per la Roma, che rimarrà anche fuori ovviamente dalle coppe europee per l'anno successivo, e quei 24 gol permetteranno all'Atalanta praticamente di finanziarsi l'intera campagna acquisti estiva, perché Inzaghi finirà alla Juventus a far coppia con Del Piero in una straordinaria stagione 97-98 che vide i due segnare tantissimo e portare la Juventus allo scudetto e alla finale di Coppa dei Campioni. Ho ammazzato il microfono. Di Coppa dei Campioni persa a Amsterdam contro il Real Madrid, ma quella è un'altra storia. E questo è Roma-Atalanta, ripeto, Roma 0, Atalanta 2, stagione 96-97, 22 dicembre 1996. Vedremo come andrà la partita di oggi tra la squadra di Ranieri e quella di Gasperini. Sono cambiati i tempi, sono cambiate le squadre, la partita è sempre la stessa. Vi aspetto la prossima settimana con un'altra partita, chissà quale andremo a rianalizzare. Vi porterò magari anche qualche foto e qualche reperto della partita che andremo a vedere. Mi raccomando, iscrivetevi al canale qui sotto, tanto è sempre gratis, e continuate a seguirci. Ciao!